Sentiamo cosa succede allora sul fronte degli operatori di polizia, sul fronte profughi in Friuli. C'è molto allarme, c'è una situazione ormai definita insostenibile. Pensate, lo aveva detto addirittura chi fa parte del governo, cioè Deborah Serracchiani, che è il presidente della regione. E ci sono i poliziotti che si lamentano anche perché non vengono riconosciuti dei rischi effettivi che invece a quanto pare il potere preferisce ignorare. Ne parliamo col segretario provinciale dell'UGL di Pordenone, sindacato di polizia, Raffaele Padrone, che saluto e ringrazio per essere qui ai nostri microfoni. Buonasera Raffaele. Buonasera a voi, buonasera a lei direttore e ai suoi radio ascoltatori. Non sono direttore per carità e manco... Conduttore allora, diciamo meglio conduttore se le va bene. Sì, va benissimo. Un dottorato non si nega a nessuno in Italia. Ma noi siamo di un'altra pasta. Ecco, un'altra pasta. Anche siamo dalla parte di chi vuole vedere salvaguardata quello che è anche una delle urgenze principali di base del diritto, quello alla salute. E voi poliziotti, Raffaele Padrone, vi state lamentando, dite ai profughi vengono riconosciuti comunque soldi, ci sono i soldi per le sigarette, la tessera telefonica eccetera, a noi non viene neanche riconosciuto il kit di prevenzione sanitaria. E tra l'altro abbiamo visto in Veneto, io ho dato notizia nei giorni scorsi, a Rovigo è stata attivata la profilassi per la TBC nei confronti dei profughi, quindi che ci siano dei rischi, qualcuno vuole negarlo, qualcuno vuole far finta, nessuno vuole fare allarmismi, assolutamente, però a differenza di chi vuole negarlo bisogna tenere presente che certi rischi si corrono. Allora, la situazione in Friuli, e poi parleremo anche di una proposta di legge dell'UGL molto interessante, ma partiamo dalla situazione profughi con Raffaele Padrone. Sì, come diceva lei, io rappresento Pordenone, ma anche la segreteria regionale, essendo il segretario generale regionale dell'UGL, quindi a nome chiaramente di tutte le segreterie a me giungono le lamentele. A Pordenone per ultima l'altro giorno, quindi con la stampa siamo usciti perché come diceva lei, ricordava lei, la nostra è una protesta perché a questi signori vengono offerte schede telefoniche, lo sanno tutti, vengono date sigarette, lo sanno tutti, e a noi chiaramente nemmeno il kit di prevenzione sanitaria, o meglio, sono state date alcune forniture, sono arrivate alcune forniture, ma queste forniture avendo un costo non si possono più riacquistare nel momento che queste finiscono, invece gli arrivi, come lei sa, come tutti sanno, sono continui. Il Friuli è saturo, l'hanno detto i prefetti, no? Se lo dicono i prefetti che mai si opporrebbero al governo, che siamo saturi, si figuri in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che insomma non è così esteso, non è così grande come tanti altri. È ovvio che 50 persone al giorno solo nella provincia di Pordenone ha messo in tilt e in allarme gli operatori delle forze dell'ordine. Ieri mattina nella questura di Pordenone sono arrivati altri 50 profughi e siamo già intorno agli ordini di 200-300 profughi, e questi provenivano da Eritrea e Somalia. Tra questi questa volta non c'erano dei minori, ma c'erano anche delle donne, 2 delle quali sono poi state portate in ospedale perché al di là di tutte le malattie che questi hanno, ma riscontrate, e quindi non è che lo leggiamo da qualche parte, ma riscontrate con scabbia, pidocchi che sono normalissimi, queste denunciavano il fatto di essere incinte e quindi sono state portate all'ospedale. Sta di fatto che come arrivano nelle strutture o come arrivano in ospedale, dopo un quarto d'ora queste persone sono sparite, quindi non stanno poi così male, e quindi insomma va bene l'accoglienza, ma credo che sia necessaria anche la prevenzione a tutela delle forze dell'ordine, no? Permettetecelo questa protesta, perché una volta c'era l'emergenza, non era così intensa,
e c'era il tempo di ricambio del materiale di prevenzione. A suo tempo, quando sono iniziati questi sbarchi, le prime visite a questi signori venivano fatte direttamente sul posto. Oggi i colleghi che sono ai centri di accoglienza, chiamiamoli così perché non è neanche più così, ma ai centri dove arrivano, agli scali dove arrivano tutte nel meridione, dove arrivano queste persone, c'è un'emergenza così intensa che chiaramente non riescono più a stare dietro a queste persone, non riescono più a offrire loro una garanzia anche per noi, ripeto, per noi, perché poi noi andiamo a casa magari prendendo delle malattie, le portiamo ai nostri familiari, ai nostri figli, e sa cosa succede? Succede che praticamente a noi non ci paga nessuno. Questa è la protesta più importante, perché noi se arriviamo a casa ci mettono, a noi ci mettono chiaramente in riposo, la malattia viene conteggiata come malattia e quindi noi non dobbiamo pagarci le nostre visite mediche, dobbiamo pagarci i nostri accertamenti sanitari e quindi tutto quello che ci va dietro. Quindi dietro a questo, insomma, credo che guanti e mascherine di una totale protezione, che è stata illustrata dal nostro dipartimento, sono state illustrate con delle fotografie, sì, sono arrivate alcune di queste mascherine, e poi nel paradosso succede che ci danno le mascherine, anzi dobbiamo andarcele ad acquistare, perché a Pordenone è successo che anche colleghi sono andati a acquistarsele direttamente in negozio o sono riusciti a averle tramite la protezione civile, la Croce Rossa, insomma, che ci viene incontro, ma mascherine che sono quelle chirurgiche. Quelle chirurgiche servono viceversa a noi a non infettare loro. Io credo che abbiate bontà, ma i rischi che gli agenti abbiano pidocchi, scabbia e tubercolosi, insomma, mi viene un po' stretta, e quindi le mascherine contrarie. Allora la protesta chiaramente non poteva non essere evidenziata, soprattutto noi della polizia, che siamo sempre attenti a queste cose, no? Se la gente si ammala, ripeto, rischia di essere collocato a riposo forzato e di doversi accollare queste spese, danno un po' fastidio, soprattutto per i familiari che abbiamo a casa. Mi sembra che sia questa la fotografia, con un numero sempre crescente i rischi aumentano e non avete avuto risposte da parte, diciamo, di chi è preposto, di chi ha la responsabilità, non avete avuto risposte alle vostre richieste. Cioè, guardi, l'amministrazione, ad esempio, per quanto riguarda la nostra questura, il questore sì si è adoperato per far arrivare i mezzi della protezione civile, della Croce Rossa, ma sa, queste sono persone che hanno anche loro il loro volontariato. Nel momento in cui noi poi abbiamo fatto delle richieste specifiche, cioè i bagni sanitari, quelli mobili, cominciano a essere 300-400 euro giornalmente per l'affitto di questi bagni, e noi non ce li abbiamo, il Ministero non ci passa soldi per questo, e quindi devono utilizzare i nostri bagni. Cioè, ripeto, va bene l'accoglienza, ma con un po' di attenzione in questi casi. Il problema è che qui parla la Regione, lei ha nominato prima il nostro Presidente della Regione, che è più vicino al governo di così non si può, però poi fatalità, qua non arriva assolutamente in aiuto sostanziale, ma così in tutte le città d'Italia. Io parlo, ripeto, del Friuli Venezia Giulia, ma tutte le regioni, le città d'Italia hanno le stesse problematiche, e ripeto, le strutture sono piene, non lo dico solo io, ma ripeto, come ho detto all'inizio, lo dicono i prefetti, e quando lo dicono i prefetti credo che la ribellione dei prefetti a dire siamo saturi, l'Europa non ci aiuta, perché poi è cambiata un'agenzia che si occupa di questo, ma le problematiche, le aggregazioni dei colleghi in questi posti, insomma, faccio un esempio: da Pordenone si va in tutti i posti, si va a Crotone, si va a Palermo, si va in Calabria, si va in Sicilia, siamo già con un personale ridottissimo, perché abbiamo fatto un calcolo proprio l'altro giorno, è uscito un mio articolo,
ci saranno più di 100 agenti che in questi 5 anni lasceranno il servizio per raggiunti i limiti di età. Pordenone non è una città come Milano, dove c'è un cambio di agenti continuo, e quindi ci troviamo con organico già con 63 uomini in meno. Insomma, questo voglio dire è proprio, e in più ci sono queste aggregazioni, adesso c'è anche l'Expo e tante altre, c'è la Notave, quindi abbiamo persone alla Notave, quindi un problema che si accentua all'interno di una struttura piccola come Tanto avevo visto Deborah Serracchiani chiedere il ritorno del personale impiegato nell'Expo. Dovevano essere, non so, 53-54, ne sono ritornati 7. Ma vede, io lo dice lei, io la ringrazio, io non voglio esporre un problema politico, perché non faccio politica, faccio sindacato, però queste sono le promesse. Sta di fatto che noi adesso abbiamo, ripeto, gente aggregata in quel di Milano per l'Expo, ed è continuo, perché l'aggregazione dura una quindicina di giorni a testa, per poter dare anche respiro ai colleghi, perché loro continuamente chiedono, e questo durerà fino a ottobre, quindi è solo un nostro aiuto ai colleghi che vanno, e più tutte le manifestazioni di piazza, perché insomma purtroppo come vede la crisi, il Friuli Venezia Giulia era una regione molto ricca, e oggi si trova una regione spogliata da aziende importanti, e problematiche di piazza non indifferenti. Quindi tutte le manifestazioni sportive. Ecco, a proposito di piazza, abbiamo ancora 3 minuti. C'è questa proposta vostra dell'UGL per introdurre il delitto di terrorismo di piazza, il reato di terrorismo di piazza nell'ordinamento italiano, questo soprattutto dopo i fatti del 1° maggio proprio qui a Milano. Abbiamo ancora 3 minuti per parlarne, prego Raffaele Padrone. Sì, chiaramente dopo questi eventi di Milano, questa manifestazione di Milano, dove Milano appunto ha avuto questa devastazione, saccheggi, noi abbiamo fatto una proposta al Presidente del Senato e della Camera, l'introduzione divisa in 2 articoli, va bene, di 2 articoli, uno del terrorismo di piazza, quindi chiunque saccheggi o usi violenza alla sicurezza, ai danni della sicurezza dello Stato, quindi della città, deve essere punito insomma con questo articolo, che può essere fatto anche successivamente, quindi arrestato, e può essere, ripeto, arrestato anche per differita. Quindi 2 articoli che ci danno insomma il lustro di aver fatto questa proposta direttamente alla Camera e Senato, per insomma riuscire a debellare, perché vede, mi dispiace che ci sia questo poco tempo, però la possibilità di dimostrare credo che sia libera e democratica. Purtroppo all'interno di questi cortei si nascondono sempre questi disgraziati, io li chiamo disgraziati perché sono quelli che poi vanno a rovinare e a creare queste guerriglie. Il problema è uno, voglio sottolineare, magari chiudo con questo, che quando si parla di abusi commessi da poliziotti subito, immediatamente, forze dell'ordine, si evoca subito la mancanza di civiltà, si parla di reato di tortura e via dicendo. Quando invece noi parliamo di azioni fatte da questi criminali, allora si parla solamente di una comprensione leggera. Già dovevano essere trattati secondo l'articolo di legge e puniti con reati oltre 8 anni per devastazione, per saccheggio, come lei ben sa, come si legge nei giornali, questo viene già quasi depenalizzato dai giudici che dovranno poi rispondere a cui dovranno rispondere queste persone, e quindi per dare veramente una
pena sicuramente minore di quello degli 8 anni, anche perché in Italia manca la certezza della pena, in galera non si va più, almeno che non sia un poliziotto a commettere un reato o un abuso secondo il giudice, secondo la procura. Questo è. Noi abbiamo fatto, oltre a questo, le ricordo un'altra cosa, che abbiamo chiesto alla segretaria generale, nella persona proprio di Walter Mazzetti, il nostro segretario, che ho sentito altre volte in trasmissione da voi, l'utilizzo provocatorio, no, dei dardi narcotizzanti, un po' come si fa con le bestie. Chiedo scusa, ma è così. Noi non abbiamo la possibilità, anche perché se abbiamo uno scontro fisico con queste persone, l'ha detto lei nel corso della trasmissione, ho ascoltato prima, insomma, veniamo additati come i fascisti, e quindi non ci è permesso. Così i numeri di caschi, ma sono cose che dovremmo parlarne per ore, quindi credo certo. che non ci sia la possibilità, se non per risentirci in altre occasioni. Esatto, sicuramente non sarà questa l'ultima volta che parleremo di problematiche così urgenti e così trascurate purtroppo da chi ha il potere in mano. Anche perché queste leggi vengono fatte a tavolino, vede, da alti funzionari, da dirigenti, e si cerca poi sempre di sdrammatizzare, no? Si arriva alla circolare, non vi preoccupate che la scabbia non si prende così, non vi preoccupate che la tubercolosi non si prende così, basta lavorare all'aria aperta, cioè voglio dire, se piove, oggi siamo fortunati che non pioveva, certo. Ma il Friuli non è Roma, non mi vogliono i romani, ma qui piove sempre, insomma, o nevica, esatto, o piove, o c'è la nebbia. Siamo arrivati al termine. Io ringrazio il segretario di UGL Friuli e anche Pordenone, Raffaele Padrone. A risentirci a presto, Padrone. Grazie a voi, sui radioascoltatori, grazie, buona serata. E andiamo